A Caorle l'onere e l'onore di ospitare la festa dell'Atletica Veneziana 2016. Nel centro pastorale della località del Litorale, il comitato provinciale riunito ha festeggiato i migliori risultati del 2015, fra i quali è spuntato il nome di un atleta di casa. È Francesco Ruzza, oggi della Biotecna Marcon, ma cresciuto nell'Olympic Caorle, campione italiano cadetti di salto in alto con 2,05, che si pone un nuovo obiettivo: saltare 2,15 agli italiani allievi che si terranno dal 17 al 19 giugno a Jesolo. Più o meno quando sono entrato in gara è uscito il bel tempo, si è sentito tutto il calore del pubblico, è stata un'emozione veramente bellissima fare quei 2,5 il personale, record regionale, tutto in una volta e vincere i campionati italiani è stato veramente bellissimo. Francesco Ruzza è un ragazzo eccezionale in tutto, è bravo, è attento, qualche volta mi insegna lui qualcosa da fare, è molto attento sulle cose e pensa quello che deve fare. Qualcosina cerco di proporrela, ma di qualche tecnica che vedo magari su internet, qualche saltatore professionista, ma l'unica via per migliorare è seguire le indicazioni del proprio allenatore e fidarsi ciecamente. Galdino Minotto, tecnico di Francesco Ruzza, ha ricevuto inoltre il premio come giudice di gara dell'anno, a Franco Gavarini della Biotecna quello di dirigente dell'anno, mentre a Sergio Cappelletto dell'Audace Noale quello di tecnico dell'anno. L'Atletica Veneziana in quest'ultimo anno è cresciuta molto, è cresciuta col numero di atleti, è cresciuta soprattutto con i risultati. Cioè, finalmente a Venezia si sono create le condizioni perché gli atleti anche di rilievo possano rimanere in provincia. Le società sono cresciute e quindi sono in grado di offrire opportunità. Questo naturalmente è motivo di soddisfazione, ma è anche, come dire, opportunità vera per gli atleti, cioè quello di continuare a fare lo sport più bello che noi conosciamo lì vicino ai luoghi da dove hanno origine. E fra gli atleti di rilievo ricordiamo le menzioni speciali agli azzurri Fabio Camattari, allievo triplista della Biotecna Marcon, Emma Girardello e Rebecca Borga, velociste dell'Atletica Riviera del Brenta, e Martina Favaretto, la promessa velocista dell'Aristide Coin Venezia. Ecco le ultime due ai microfoni di Zona Atletica. Rimanere ad alto livello nelle varie categorie, quanto difficile è? È difficile, però è anche molto bello in quanto vedi che comunque i tuoi sforzi, i tuoi sacrifici sono ripagati e ogni anno bisogna cercare comunque di cercare di sforzarsi e rimanere sempre ai stessi livelli e cercare di crescere. È stata una stagione di svolta perché sono riuscita a migliorare i miei personali sia nei 100 che nei 200 metri, cosa che non mi sarei mai aspettata. Sono riuscita a vestire la maglia azzurra che mi ha dato tantissime emozioni sia nella gara individuale ma soprattutto nella staffetta con l'argento, noi 4 ragazzi, insomma è stato davvero bello, è stato davvero emozionante. E infine i due grandi eventi che Caorle ospiterà nell'estate. Ad agosto si terrà un incontro internazionale di prove multiple, mentre a settembre non mancherà il classico meeting per macro regioni. La cosa ci riempie di molto orgoglio perché comunque insomma è importante sia per Caorle come territorio sia come integrazione del territorio. È stato molto bello ospitare, vedere anche tutte le altre associazioni della provincia e insomma vedere questo bello senso di presenza e di solidarietà.